Approvato ufficialmente in linea amministrativa il progetto esecutivo e sono stati consegnati i lavori per la costruzione della nuova palestra polivalente al villaggio Mosè di Agrigento. È un passo importante nella realizzazione di un'infrastruttura sportiva fondamentale che trasformerà un'area trascurata in uno spazio moderno dedicato allo sport e al benessere della nostra comunità. Il progetto, supervisionato dal responsabile del RUP, ingegnere Francesco Vitellaro, è stato approvato dall'amministrazione comunale di Agrigento e rappresenta un elemento chiave nel piano della riqualificazione urbana del villaggio Mosè. La direzione dei lavori è stata affidata all'ingegnere Alberto Avenia, che ha formalmente consegnato i lavori all'impresa esecutrice con la firma del verbale di consegna. La nuova palestra polivalente, come si vede dalle foto allegate, sarà una struttura all'avanguardia progettata per ospitare diverse discipline sportive, tra cui la pallavolo, il basket, il calcio a 5, con particolare attenzione alla sostenibilità, all'adozione di soluzioni ecologiche e materiali a basso impatto ambientale. Questa nuova struttura rappresenterà un tassello fondamentale nel piano della rigenerazione urbana di Agrigento, migliorando la qualità della vita dei residenti del villaggio Mosè e delle aree circostanti. L'assessore al ramo Principato ha dichiarato che con questo progetto investiamo nel futuro dei nostri giovani e nel benessere di tutta la comunità. La palestra sarà un luogo dove sport, salute e socialità si incontreranno, contribuendo alla crescita culturale dell'area. I lavori inizieranno a breve, avranno come obiettivo quello di completare entro il 31 gennaio del 2026. L'amministrazione di Agrigento assicura un monitoraggio costante nell'avanzamento dei lavori, garantendo il rispetto delle scadenze e gli standard di qualità. La nuova palestra polivalente al villaggio Mosè è destinata a diventare un punto di riferimento per lo sport e la vita comunitaria, segnando un passo avanti nel processo di sviluppo della città.